Allora, Presidente, parliamo di Ville Venete Castelli, noi ci rivolgiamo adesso a un pubblico locale, quindi non estero, a cui dobbiamo portare a conoscenza queste straordinarie bellezze, allettarli, dare un'alternativa alle solite cose che si possono fare nei momenti, no, di tempo libero e possono essere cose molto piacevoli e interessanti. Portare anche magari i bambini più giovani che scoprano questa realtà, che inizino a goderla, a farla propria, perché poi è un scoprire anche le tradizioni, quella che è la storia toccata con mano del nostro paese, no? Ci sono molte ville che si sono organizzate benissimo. Se parliamo dei giovani o addirittura dei bambini, abbiamo delle ville che hanno praticamente durante tutta la settimana una serie di spettacoli fatti con giocolieri, saltimbanco, sputtafuoco, che per i bambini è sempre una grande attrazione, in un fascino poi che è quello della dimora storica. Adesso sto pensando al nostro amico di Bevilacqua, il castello di Bevilacqua. È un castello Sì. bellissimo, fra l'altro che ha anche una particolarità architettonica, che è l'unico che ha i giardini pensili, e organizza tutta una serie di spettacoli proprio per le famiglie. Adesso a Natale in particolare so che ci sono diversi appuntamenti. Ma poi ci sono moltissime ville che organizzano dei corsi di cucina, ormai moltissimi corsi di cucina, sia per i veneti, che sono corsi che durano 1 o 2 giorni, mirati a semplici ricette tradizionali, oppure anche corsi più complessi, fatti anche per gli stranieri. Per cui c'è il corso di cucina residenziale, dove arrivano da Montreal, da Los Angeles, si fermano una settimana e ogni mattina c'è il corso di cucina. Al pomeriggio invece si porta il gruppo a vedere altre cose sul territorio attorno, e alla fine poi viene rilasciato anche un Una fascicoletto, no, proprio il fascicoletto con tutte le ricette che loro che hanno fatto. in lingua, per cui Certo. ecco. Ma ci sono altre ville che fanno corsi di grafica. Ho visto in una villa fare corsi di incisioni. Mi ricordo al castello di Serravalle che hanno fatto dei bellissimi corsi di giardinaggio, e hanno fatto anche un corso di cucina fatto con integrazione e competizione tra culture di paesi diversi, per cui c'era la cucina cinese, cucina giapponese, cucina russa, cucina americana, italiana, e tutti i cuochi che si mescolavano, ecco, e si passavano gli ingredienti per creare. Bellissimo questo. Ecco, c'è questa vivacità nelle ville, per cui ci sono corsi. Ho visto fare anche corsi di bon ton, che oggi serve sempre. Ecco, ricordiamo poi per chi non ne conosce queste ville, io vedevo anche qui dalle immagini, poi anche chi le va a visitare, adesso vorrei che anche lei ne citiamo alcune tra l'altro, no? Hanno mantenuto, a parte per i vincoli paesaggistici, dei beni culturali, eccetera, la loro fisionomia d'un tempo, ma anche l'arredamento è stato rispettato nei limiti del possibile, pur cercando di adeguarsi a quelle che sono le esigenze di comfort della vita di tutti i giorni, per cui, però sono in qualche modo integre, per cui sono veramente affascinanti. Adesso qui ho aperto a caso Castelbrando, per esempio, che vabbè, lo si può anche vedere da un po' da Beh, distante. ricordiamoci innanzitutto che le ville sono anche un po' le sentinelle del territorio, perché sono state costruite con criteri di massimo rispetto ambientale. Moltissime, quasi tutte, hanno ancora attorno dei parchi, dei giardini meravigliosi, che naturalmente vanno vincolati e salvaguardati, perché ecco, anche all'interno delle ville si è sempre cercato di mantenere al massimo tutto quel patrimonio di arredamento che era tipico delle ville venete. Purtroppo non in tutte. Ricordiamoci che il Veneto è stato in passato teatro di guerre, di eserciti che passavano, per cui molte ville sono state proprio depredate continuamente.
sia ai tempi di Napoleone, sia durante la prima guerra, ma anche durante l'ultima guerra spesso diventavano basi per i comandi dei vari eserciti italiani e no. Per cui immaginate poi il degrado che c'è stato, però Sì. abbiamo ancora centinaia di ville con mobili che sono originali da sballo. Infatti, assolutamente belli, di pregio e di prestigio. La difficoltà di mantenere queste strutture, ecco, qui stiamo vedendo per esempio Castelbrando, se non erro Castelbrando, no? Che spicca proprio nella sua maestosità, ma ce ne sono tante anche altre, adesso non so, proprio sfogliandolo è anche molto interessante, ma penso anche che ci siano sul sito, no? Villevenetecastelli.com, Villa Manin, un altro esempio tra Villa l'altro. Manin, la villa imponente, è di proprietà della regione, così come il Villa Pisani a Stra, quella è di proprietà del Ministero. È comunque parte Bravissimo, della allora nostra. è tutto sommato preferibile che queste strutture, se ne è discusso anche più volte, entrino in proprietà che restino in proprietà dei privati oppure che vengano acquisite da enti con magari una capacità diversa? No, direi proprio che è bene che rimangano proprietà dei privati, Ah, è bene che rimangano. che hanno sicuramente maggiori capacità degli uffici pubblici di mantenere e mettere a reddito le ville. È chiaro che vanno aiutati, no? Quelle pubbliche sono aiutate al 100%. Gli imprenditori, i proprietari delle ville venete chiedono solo che ci sia una partecipazione, un incentivo, così come viene fatto in tanti altri settori. Cioè, anzi, direi che è una direttiva ormai europea, quella di aiutare le aziende che fanno innovazioni, che fanno sviluppo, Quindi eccetera. il creare, adesso qua stiamo vedendo un'altra villa, sono tutte le immagini che riusciamo a estrapolare dal sito, lo Quella stavo è la facendo dalla Villa regia, Pisani, sì. esatto. È importante quindi che all'interno delle ville comunque si creino delle attività, diventino delle fabbriche, tra virgolette, no? Quindi Certo. delle attività produttive, e non restino sterili fine a se stesse. No, è l'unico sistema questo. Io ho cominciato questo mio ruolo all'interno delle ville proprio perché nell'assoluta convinzione che sono gli imprenditori, i proprietari che vanno aiutati a mettere a reddito le ville. Anche perché gli interventi esterni nelle ville, cioè abbiamo questo incredibile patrimonio, vediamo quella villa del 500 che sta crollando, interveniamo, la ristrutturiamo, ma dopo 5-6 anni il problema si ripropone. Esatto, Invece se si aiuta il proprietario della villa a fare la ristrutturazione per cominciare un'attività turistica, poi non ha più bisogno di altri fondi, poi si autosostiene. Cioè, quando una villa è vissuta, è viva, è operativa, non cade a pezzi e gli interventi minimi si riescono a fare senza alcun onere economico o comunque minimo. Dati alla mano, magari voi ne disponete, per esempio nel sud Italia la Puglia che quest'anno, sono 2 anni ormai che brilla per turismo, per indotto turistico, per movimenti turistici, quindi è riuscita anche a dare un brand molto molto interessante e di grossa appeal anche in Europa, quindi ha avuto questi flussi importantissimi, ha valorizzato, non è tanto la Puglia, i proprietari hanno valorizzato tantissimo le masserie e hanno avuto il tutto esaurito, cioè decisamente un grande afflusso, adesso stanno cercando la pluristagionalità, eccetera. Non altrettanto è stato riscontrato comunque nelle residenze molto prestigiose del Veneto. Sta toccando un argomento che mi coinvolge personalmente, perché anni fa proprio io ho realizzato un progetto europeo che si chiama I Tesori dell'Adriatico, proprio facendo squadra con le masserie della Puglia, i palazzi pontifici dell'Abruzzo, delle Marche, del Molise, i castelli dell'Emilia-Romagna, le ville venete, i castelli del Friuli e poi le residenze veneziane della fascia Serbia, Croazia, Albania, Montenegro. Abbiamo creato questo progetto europeo proprio innanzitutto per vedere qual è la realtà architettonica delle nostre dimore e poi far rete e promuoverci. C'è il sito, infatti, I Tesori dell'Adriatico, e le masserie della Puglia le abbiamo proprio aiutate noi perché la regione
sapeva delle masserie, ma non sapeva di avere un patrimonio così ampio e così importante. Con noi, con quel progetto, le ha scoperte e dopo ha investito e continua moltissimo ad investire. Oggi il turismo pugliese è cresciuto moltissimo perché proprio c'è un grande impegno da parte della regione Puglia. Cosa vuol dire investito? Spieghiamo ai nostri, a chi non è addetti ai lavori cosa vuol dire. Investito da parte dei proprietari. È la stessa storia delle ville, cioè le masserie sono dimore storiche dove i proprietari hanno fatto, innanzitutto sono intervenuti per fare il restauro e dopo quell'adattamento, diciamo l'intervento di ristrutturazione per trasformarla in struttura turistica, naturalmente sempre nel massimo rispetto del bene architettonico. Certo, sì, sì. Io ne ho viste decine di masserie bellissime, ho visto quella di un mio amico proprio che ha la struttura del Settecento centrale con, io le chiamavo barchesse per fare analogie con le ville venete, ma in effetti erano dei trulli, cioè accanto al corpo città c'erano dei trulli e l'hanno trasformato proprio in un albergo, rispettando tutto in maniera favolosa e adesso davvero fanno un business. Infatti. Così come è successo per tante ville venete. Adesso, ad esempio, Villa Giustinian a Porto Buffolè è una villa che i proprietari hanno preso, che era in grave stato di degrado, ci hanno investito moltissimo, l'hanno trasformato in un albergo ed è un albergo che veramente funziona bene perché la villa è splendida, basterebbe guardare la camera del vescovo, c'è una camera da letto del vescovo Giustiniani che è favolosa, che è un museo solo la camera, così come Villa Foscarini Rossi, sì, a Stra, proprio di fianco alla grandiosa Villa Pisani. Villa Foscarini Rossi è condotta in maniera imprenditoriale con molta professionalità. Il Museo della Scarpa è sempre di grande attrazione, cioè dove c'è tutta la storia della scarpa, e poi la Barchessa, con uno dei saloni più belli in assoluto che c'è affrescato, che c'è nel Veneto, e lavora sempre, cioè, non solo per i matrimoni come tanti credono, ma soprattutto per con le diversi attività eventi che vengono organizzati. Con le attività per le aziende. Sì. Diamo più pubblicità, poi torniamo ancora insieme.